La guida gastronomica dell'Espresso 2014 ha inflitto una bella batosta alla ristorazione veneziana. Sono scomparsi 11 ristoranti e ci sono appena 2 new entry e sono il Vecio Fritolin e Palazzina G. Continuano a difendere però la loro posizione ai vertici il fantasioso Alaimo del Caffè Quadri e Cera di Campagna Lupia, entrambi con 2 cappelli, anche se gli Alaimo di Rubano sono in testa di mezzo punto. Sui piatti artistici del Caffè Quadri, firmati dallo chef Silvio Giavedoni, si è detto molto. Sposano una ricerca certosina di profumi, sapori ed immagini, ponendosi all'avanguardia delle nuove tendenze. Tra gli emergenti come il Vecio Fritolin c'è da dire che, pur essendo un locale storico, in cucina il cuoco Daniele Zennaro ama sperimentare, raccogliendo molti consensi. Rimangono nella classifica Venezia, il Covo, le Antiche Carampane, il ristorante dell'Hotel Monaco e poi il Gatto Nero di Burano. E nel veneziano il Credenziere di Annone Veneto, Villa Goetzen di Dolo, la Vecchia Osteria di Mauro a Milano. Avanzano in classifica il San Martino di Scorzè, l'Aris Bar e l'Osteria Santa Marina. Il Veneto complessivamente si è aggiudicato il 6° posto in Italia con 29 blasonati e il primato rimane sempre alla Lombardia con 60 chef pluridecorati.